Ci ha lasciati troppo presto, si legge così nell'epigrafe che annuncia la morte di Tommaso Redolfi, il giovane sci alpinista di Belluno travolto dalla valanga di ghiaccio e neve che si è staccata sabato mattina attorno alle 9:30 sulla Tofana di Rozes. I funerali per l'ordinanza della Regione Veneto saranno celebrati in forma strettamente privata per evitare assembramenti. Dopo il rito la salma sarà cremata e le ceneri di Tommaso riposeranno nel cimitero urbano di Prade. Per volere della famiglia eventuali offerte saranno devolute al SUEM 118 e al Soccorso Alpino Bellunese. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità stretta al dolore dei genitori, del fratello che ha assistito inerme al dramma, dei nonni e dei parenti. Tommaso si era da poco laureato in ingegneria a Trento e si stava preparando per proseguire gli studi specialistici. Sabato l'intervento del Soccorso Alpino, volontari e militari della Guardia di Finanza, è stato il primo di tanti nel weekend che ha ufficializzato l'attività sportiva anche al di fuori del proprio comune di residenza. Nelle stesse ore l'elicottero di Bolzano ha recuperato uno sci alpinista vicentino di 47 anni che si è infortunato vicino al passo della Sentinella in Comelico. Sempre in Comelico, a Cima Ambata, è stato recuperato un altro sci alpinista di 52 anni di Mogliano Veneto che cadendo si è procurato un trauma a una spalla. Ieri il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha portato in salvo due escursionisti che si sono trovati in difficoltà sulla ferrata Fiamme Gialle alla Palazza Alta in Agordino. Si tratta di due ventenni, uno di Mestre e l'altro di Padova. A Forcella Marcuora, infine, l'elicottero del SUEM ha recuperato una coppia di escursionisti veronesi rispettivamente di 26 e 30 anni che hanno chiamato i soccorsi durante la loro gita sul Sorapis a Cortina.